Ben ritornati amici di mattoscacco.com, continuiamo la nostra scalata al 1.000.000 di euro, vediamo un pochettino dove riusciamo ad arrivare, non vi preoccupate, anche i video normali ritorneranno presto, cioè quelli dove esaminiamo partite, vediamo aperture, vediamo colpi tattici, eccetera eccetera. Adesso concentriamoci su questi tipi di partite. Allora, l'ultima volta abbiamo giocato a 3 minuti, abbiamo visto che più o meno se mi sforzo a giocare veloce qualcosa di buono esce fuori, quindi per ora, almeno finché non arriviamo fino ai 1.400, 1.500, possiamo tenere assolutamente i 3 minuti, così facciamo più partite, in teoria saliamo più velocemente, questo sempre in teoria, e vediamo un pochettino come va. Quindi siamo pronti, si parte, sperando che la connessione non mi faccia scherzi. Via. Premove di cavallo, premovone di cavallo su pedone, premovissimo di donna, premovone di alfierello, ok, lo facciamo così, a parte avrei potuto catturare, però vabbè, poi facciamo una cosina così, proprio per essere assolutamente tranquilli. Se cattura il cavallo, catturo di pedone, ti faccio già il pre-move. Ok, l'alfiere lo facciamo andare qui, tanto non ho sacrifici di cavallo, cose varie da parte del mio avversario. Ok, ci facciamo un cambio di alfiere, sì, ce lo cambiamo. È il momento di cambiarlo. È il momento di cambiarlo. No, non ancora. Questo non ancora. Allora, caro amico Fritz, potrei metterti un bel alfieretto qui, che secondo me non fa mai male. Un alfieretto qui su questa diagonale, onestamente, non fa mai male. Ah, ma allora dillo che vuoi farmi queste cose qui, queste mosse assolutamente a tradimento. Diciamo che ti facilito ora l'alfiere lì, però no, c'è sotto la donna, adesso devi assolutamente spostare la donna. Il mio re è un po' sguarnito, il mio re è leggermente sguarnito, raga. E quando il re è sguarnito, oddio, ora lui non è che possa fare attacchi particolari, però ci sono un po' di cose interessanti contro il mio re. Dunque, sto cavallo penso che possiamo toglierlo, o prima o poi lo dobbiamo assolutamente togliere, perché inizia a essere fastidioso. C5 la mossa da fare, la donna lì. Attenzione che si prospettano delle minacce. Magari se ci muoviamo e non perdiamo per il tempo come al solito non sarebbe male. Questa sì, il cavallo qui. Queste mosse qui non mi convincono al 100%, ma bisogna farle, è così. È così. Tac e tac, per forza. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Niente, perché non te lo catturo e c'è il cavallo praticamente intrappolato. Cazzarola, bella questa mossa. Peccato che ora c'è il cavallo intrappolato, perché tu non devi pensare se io te lo catturo, tu devi pensare qual è la mossa migliore per te, cioè per me. Carina, carina. Adesso c'è il sacrificio di alfiere qui, catturo. Bella, era bella questa. Veramente degno dei migliori film horror. Tac, catturo, poi c'è l'uscita di donna qui. Non so se te lo faccio scacco, tu togli il re, metti la torre. Forse conviene più una mossa di questo tipo, anzi, senza dubbio, una mossa di questo tipo. Donna qui e ora si prospetta un cambio di donne qui e sono abbastanza tranquillo. Anche se sono sotto di tempo, col cambio delle donne, in teoria la dovremmo vincere abbastanza facilmente. Via, cambiamo di premovone. Ok, ora c'è il cavallo che ha un po' di idee interessanti, come questa.
Ok, 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 ok. Adesso, caro cavalluccio, puoi fare così. Puoi fare così. Questo alfiere è un po' stressante, però questo è un bel regalino. Questo è un bel regalino. Non dovevi farlo, amico mio. Non dovevi farlo. 38 secondi, attenzione, c'ha 30 secondi in più di me, possono risultare devastanti. Tra l'altro adesso c'è il re che va qui. E niente, no, te la catturo. La torre te la catturo. Se tu me la lasci, io te la catturo. Parapappaparam, parapappaparam. Sarebbe interessante raddoppiare le torri e andare a mattare poi su H2. Mi sa che lascerà scorrere il tempo. Mi sa che è uno di quegli avversari un po' scorretti, ragazzi. Per fortuna stiamo giocando solo 3 minuti. Purtroppo c'è gente che quando è lì che perde e anziché arrendersi lascia scorrere il tempo, così tu perdi 30 secondi della tua vita per questa roba qui. Va bene, va bene. Accettiamo anche questo, meno male perché non avevo tanto tempo a mia disposizione. Come al solito sono stato un po' lento, ma cioè non troppo lento, ecco, diciamo che ho mosso abbastanza, penso, sto facendo un'analisi di coscienza. Andiamo avanti, 3 minuti, ci sta piacendo, ci sta regalando grandi emozioni, diamo dei D4, andiamo sempre molto easy schisci, molto easy e schisci, tac, ok, ok, non ci fa paura, non ci fa paura una mossa di questo tipo, assolutamente no. Assolutamente no, qui c'è un cavallo totalmente inutile, arrocco. Mentre tu fai le tue belle cose, io me la arrocco. Ah, qui c'è donna da qualche parte. Ma sai che non mi è piaciuta questa mossa? My friends, non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta. Proprio per niente. Dunque ora subirai le pene dell'inferno. Vediamo come fartele subire. Allora, adesso cercherai di fare bocca. Non lo so che cosa c'è in mente di fare. Non penso siano mosse così forti quelle che hai in mente. Se io metto per esempio l'alfiere qui, già perdi il cavallo, per esempio, no? Giusto? Perché devi togliere la donna. Boh, non lo so, c'è donna qui che secondo me è ancora carina, però perdo questo pedone. Allora, va bene, dai, è il momento di giocare. Faccio questa, così cambiamo le donne. Faccio questa. Aggiudicata questa. Aggiudicata questa. C'è questa, la prossima. Ma allora faccio questa subito. Faccio questa subito. E faccio questa subito. Una serie di madornali errori, ragazzi. Madornali errori. Facciamo così. Ora, cari cavallucci, entrate in azione, mostrate tutta la vostra potenza, mostratevi a me, mostratevi, mostratevi, mostratevi. Potrei giocare questa. Torre qui, non c'ho voglia di pensare, più che altro non c'ho tempo di pensare, dunque farò questa. Farò questa mossa. Guarda l'alfiere come controlla, guarda l'alfiere come controlla. Tac. Tac, sì, potevo catturare qui in effetti, però no, finché non gioco questa, intanto entro in settima, così, senza saper né leggere né scrivere, entro in settima. Qui c'è questa, però c'è la torre. C'è questa, la prossima, così si cambia tutto. C'è questa che mi piace. C'è questa che mi piace. Torre qui, scacco,
ti costringo a cambiare. Però poi c'è la cattura di questo pedone. Ah sì? Ah sì, giochi questa? Giochi questa? Ma tu sei proprio sicuro del gioco che vuoi fare? Qui c'era di meglio, raga. Ma sicuramente c'era di meglio. Non ho visto qualcosa. Non ho visto qualcosa. La prossima c'è Alfiere qui, che mi sembra molto interessante. Non ho visto qualcosa. Ok. Tac. Aiuto! 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 Va bene, non è un problema, l'alfiere deve rimanere qui. Aiuto ragazzi. 16 secondi alla fine. 16 secondi, matto, no. Non è matto, scusa. Può andare qui, alla prossima è matto. Ok, wow, 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 wow. E qui siamo stati lenti, eh? Qui siamo stati lenti, Christian. Io ti conosco che parli troppo per i miei gusti. Ancora il bianco contro Effect Puni. Va bene, va bene, va bene. Andiamo di sistema colle. Quando abbiamo bisogno di punti veloci si va sempre di sistema colle, ragazzi. Ricordatevelo. Bravo. Bravo, ammetto che questa tua mossa è molto interessante. È molto interessante. Qui si cambia tutto, già capito. Già capito il personaggio. Ti ho già bello che squadrato. Au. Ok. Cavallo qui. E io mi infilo qui. Sai che ti dico? Che io mi infilo qui. E ora cosa facciamo? Cavallo di 5? Cavallo di 5. Alfiere qui subito. Subito. E c'è. No, non c'è il dono greco perché non c'è, appunto. Non c'è il dono greco, non c'è. Però adesso sai cosa farò? Io farò un paio di mosse che ti sorprenderanno, amico Fritz, ti sorprenderanno. Come questa. Dobbiamo portare la torre all'attacco, ragazzi, ci vuole assolutamente la torre in attacco. Questa giocherò. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Tu giocherai questa e ti indebolirai. Senti a me, tu ti indebolirai. Eccolo, te l'avevo detto che ti saresti indebolito. Avevo un sesto senso. Cavallo qui. Oddio, non è che sia facile da manovrare lì. Facciamo così. Importante che ti sei indebolito. Attenzione solo a non perdere la donna, Christian. C'è prima questo bello scacco intermedio che non me lo lascio sfuggire. E poi c'è questa. Oddio, potrebbe esserci anche la cattura con F. Adesso prendiamoci il controllo delle case chiare. Bel controllo delle case chiare. Peccato non avere l'alfiere campochiaro in questi casi. Però. Che dici, cambio se mi metto la torre lì? Potrei cambiare. Come potrei non cambiare? Potrei giocare donna qui. No, infatti non cambierò. Gioco donna qui. Donna qui, cambio sulla torre. Premuvozzo di quelli fatti bene. Mamma mia che freddo che fa oggi, ragazzi. Sembra inverno inoltrato. Allora, cattura, benissimo, perché ora, amico mio,
gioco questa. Gioco questa. Catturo con la donna di premove. Ok, raddoppio le torri. Ok, devo sempre vedere che cosa c'ha in mente l'avversario. C'è cavallo qui che è bellina. Cavallo qui è bellina. Ammetto che è bellina. Ci vuole un bel attacco tamarro adesso. Ma di quelli proprio trash, oserei dire. Ehm, Vabbè, senti, siccome non c'ho voglia di pensare, vai qui col cavallo e fai quello che devi fare. Ok, alla prossima ti gioco donna qui. Sappilo, tu giocherai torre qui, io ti gioco donna qui. Così poi c'hai la torre inchiodata dalla mia torre. Ah, ma addirittura mi fai questo. E allora ti gioco subito questo. Subito, così, senza pensarci. Senza pensarci su due volte. Attenzione, si avvicina al matto sempre di più. Scacco, tac, G6, torre. È difficile, così con poco tempo onestamente non ce la faccio a vedere il matto, non ce la faccio. Però una cosa è certa, intanto io muovo gli altri pezzi, perché qui sennò si perde per il tempo. Si perde per il tempo e non è cosa bella. Ti gioco questa, così c'hai anche la torre intrappolata. No, mi sono disconnesso io. No, no. Connessione? Connessione? Qui dice che sono connesso. Connessione, cazzarola, connessione, sei riconnesso, fai qualcosa. Connessione, fai qualcosa. Connessione, non farmi questi scherzetti. Connessione, ti sto uccidendo. Connessione, ti sto uccidendo, te lo dico che ti sto uccidendo. Ma pensa a te questa connessione del Kaiser, pensa a te. Vabbè, muoverò a caso, che devo fare? Muoverò a caso un attimino. Ma pensa a te, cioè, se una partita così giocata bene doveva finire in codesto modo, Ma pensa a te, la connessione! Hai visto, quando lampeggia vuol dire che ti sei disconnesso, però qui mi diceva che ero connesso. Mamma mia, che partita mi sta facendo perdere. Comunque sì, qui c'era qualche attacco interessante che ovviamente non avrò visto. Andiamo avanti. Mamma, connessione. È sempre questo orario qui che deve rompere le balle, perché sennò non è felice. Non è felice se no. Spingi, niente. Va bene, questa è un'ottima mossa per il nostro super mega sistema colle. Ok, va bene, giochiamo questa, che questa spinta di rottura è molto di rottura in tutti i sensi. È molto di rottura. Molto di rottura. Ok, c'è anche questa che è altrettanto interessante. Però aspettiamo a giocare mosse di questo tipo. Questa è da giocare, premove sulla cattura, qui, va bene. L'importante è non farsi prendere dal panico, ragazzi. L'importante è stare calmi. Adesso. Cavallo cattura, donna H5. Donna H5. Ok. Puoi spingere ovviamente G6. Cavallo qui ci vorrebbe qualche bel se spinge questa, che vedo un po' di cose, un po' di cose interessanti le vedo. Tu giustamente vuoi fare questo, qui c'è questo pedone sotto però. Ahimè c'è il pedone sotto, cattura.
Ah, c'è un pedone sotto. E se lo difendo con la torre è un po' passiva. È un po' passiva come mossa, però la faccio. Oh, c'avevo il cavallo sotto. Guarda che pirla. Guarda che pirla. Sai che merito di perdere? Sai che merito proprio di perdere? Merito l'estinzione? Mamma mia, quando faccio ste mosse proprio mi do il meglio di me stesso. Adesso prenditi pure sto pedone. Ah, va bene, va bene. Va bene. L'importante è credere di essere dei bravi giocatori. Che pirla, che pirla, che pirla. Lì c'è G6 fra poco, che è interessante. G6 è sempre interessante come mossa. Devo fare. Che faccio? Che faccio dopo che ho perso un pezzo? Boh, ti giuro, sono impanichito. Questa l'ho persa. Questa l'ho persa e sai cosa ti dico? Che mi sta bene. Mi sta bene. Mi sta tanto bene perché lui gioca a G6, faccio così, sacrificio inutile, cattura, boh, vabbè la gioco raga, tanto quando non c'è nulla da perdere, e qui poi sono costretto a sacrificare l'alfiere, catturo, donna qui, poi il catturo, non lo so, non lo so, al massimo vado in vantaggio di un pedone, ma contro queste cose, ecco, cioè almeno vediamo un po' se si smuove qualcosa qua. Che tragedia, se gioca G6 ora, adesso vi faccio questa. Alfiere qui ha tolto la comunicazione della donna, il che è cosa buona e giusta. La mia torre, poverina, non può uscire perché c'è sto cavallo del Kaiser, infatti il cavallo lo sposteremo via con B3, poi torre che darà una mano all'attacco perché adesso la situazione è veramente, veramente di panico, veramente situazione di panico. Se io gioco qui, torre, tac, re qui, tac, c'è il matto. Quindi cavallo qui è buona. Cavallo qui è buona. Ah, ok. F5, mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Adesso ti faccio uno scacco così. Sai che ti dico? Mi prendo il perpetuo, raga. Mi prendo il perpetuo perché non so se questa la vinco. Cioè, non penso proprio di vincerla, quindi mi prendo il perpetuo. Ci vediamo alla prossima. Che cavolata lasciare il pezzo sotto. Va bene, è andata così, è andata così, è andata così, è andata così, è andata così. Va bene, pessima, 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 pessima. Lo ridico, pessima ancora. Mamma mia, quanto è stata pessima questa, quanto è stata pessima. Quanto è stata pessima. Tu fai quella? Sei sicuro di giocare quella mossa? Sei sicuro? No, no, cazzarola, devo catturare. Ma sto mouse del cazzo. Dovevo catturare, ma pensa a te. Ma pensa a te. Va bene, va bene. Qui tra connessione internet, mouse del cavolo e poi sviste da parte mia, creiamo una bella squadra. Guarda, guarda che bello quando. Io sono imbarazzato. Sono imbarazzato, posso dirlo che sono imbarazzato. Pensa a te che robe. Pensa a te. Mamma mia. Posso dire che merito di perdere anche questa? Cioè, di quelle robe, ragazzi, di un cringe. Perché il mio mouse ha scelto di andare lì? Perché? Perché? Perché mi hai fatto questo? Spiegamelo un po'. Va bene. Va bene, va bene. Va bene, tu vuoi fare questa, io ti faccio questa. Abbiamo capito che sei un giocatore di attacco, ma così di attacco che fra poco ti arriva la torre. Però io vorrei anche arroccare. Io vorrei anche arroccare. Comunque ste pre-move qui mi stanno fregando, eh. Seconda volta che mi frega, mi fa fare una mossa che non avrei voluto fare. Che stavo lì per catturare con l'alfiere, ho detto no, ciao dai, catturo di cavallo, niente, mi ha spostato l'alfiere indietro. Va bene. Va bene così, va bene così. E va bene così. Tac. Che bella che è questa.
cavallo qui, seguita da torre qui, è veramente bella. Però prima devo fare diverse cose. Prima devo arroccare. Poi facciamo tutto quello che vuoi, però prima bisogna arroccare, ragazzi. Prima bisogna arroccare. Qui c'è lo scacco, catturo con l'alfiere. Premuvi alfiere su pedone. Ok. E poi arrocco corto. Subito. Immediately. Proprio istantaneo. Vum. Istantaneo. Alfiere qui. Fammi vedere un po' l'alfiere qui che cosa fa. Alfiere qui che vuole venire qui. L'alfiere qui che vuole venire lì. C'è questa spinta qui. Per ora. Mamma mia, che arrocco debole. Mi sta bene, mi sta bene, mi sta bene. Posso dirlo che mi sta bene? O devo per forza essere finto? Ah no, va tutto bene, andrà tutto bene. Non va tutto bene. Non va, non sta andando niente bene in questo momento. Ma proprio niente. Ma proprio niente. Dai, metti la donna da qualche parte. Chiudiamo qui questa farsa con la R. Questa farsa. Su, so che non vorresti cambiare le donne, ma amico Fritz, te le cambierò. Te le cambierò perché non si può più giocare, non si può più andare avanti così, ragazzi. Non si può più andare avanti così. È tempo che io lo dico. È tempo che io lo dico ed è tempo che io lo ridica. Non si può andare avanti così, in queste condizioni, perché a tutto c'è un limite, no? Giusto? Cioè, se non ci fosse un limite a tutto, uno inizierebbe a pensare che qui siamo nell'anarchia più totale, ma in realtà a tutto c'è un limite. Quindi è giusto così. Quindi è giusto così. Qui non sto vedendo qualcosa, ma va bene così. Fa parte del gioco. Fa parte del gioco. Mossone, mossone, mossone. Qui c'è qualche doppio, triplo, quadruplo di cavallo che non sto vedendo perché i cavalli nel finale li odio. I cavalli nel finale li odio. Qui c'è torre qui che è interessante, sai? Torre qui è molto interessante. Mi sa che me la giochi alla prossima. Mi sa che me la giochi alla prossima e mi freghi. E mi freghi. E mi freghi. Allora ti faccio questa. Ti faccio questa. Torre qui mi avrebbe fregato. Oddio, non so se l'avresti vista, ma nel dubbio te la gioco. Nel dubbio te la gioco. Va bene. Va bene, facciamo questa. Facciamo questa. Vabbè, qui questa ha vinto sul tempo, ma totalmente ladrata. E va bene ragazzi, e bisogna anche ladrare, sperando che Mouse puoi fare il bravo. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!